Il governo intende intervenire, non va assolutamente bene che operatori non vaccinati siano a contatto con malati, né va bene che siano mandati a essere in contatto con malati. La ministra della Giustizia Marta Cartabia sta preparando un provvedimento sulla quota minimale di personale sanitario che non si è sottoposto al vaccino anti-Covid. Come si esplicherà è ancora tutto da definire, ma l'intervento con una norma ad hoc è certo. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro della Salute l'hanno annunciato durante la conferenza stampa che si è tenuta dopo la riunione della cabina di regia chiamata a definire il nuovo decreto con le misure anti-Covid. Il caso degli operatori sociosanitari bellunesi non vaccinati e dell'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Belluno, che ha rigettato il ricorso presentato dai lavoratori che temevano di essere licenziati, è perciò destinato a fare intervenire il legislatore. Una risposta alla richiesta appello dell'amministratore unico di Sersa, Paolo Santesso, che gestisce la residenza per anziani di Belluno. Un intervento da parte del legislatore nazionale che stabilisca in modo chiaro e al di là di ogni possibile equivoco o contenzioso il principio per cui chi si occupa di assistenza alle persone fragili è bene che aderisca alla campagna vaccinale. L'ordinanza del Tribunale di Belluno ha comunque smosso le acque, se è vero come è vero che un operatore fra i 10 che hanno deciso di ricorrere alle vie legali ha deciso di fare dietro front accettando di sottoporsi al vaccino. Gli altri 9, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non saranno licenziati. In primo luogo perché c'è il blocco dei licenziamenti, spiega Santesso, che invece si sofferma sull'aspetto più concreto della loro inidoneità al servizio. Il nostro medico competente ha disposto all'interno del protocollo sanitario aziendale l'obbligatorietà del vaccino per le persone che prestano assistenza agli anziani non autosufficienti. Quindi nell'ambito dell'aggiornamento della sorveglianza sanitaria effettivamente gli operatori sociosanitari che non hanno ricevuto il vaccino sono giudicati non idonei. I lavoratori potranno perciò essere assegnati ad altra mansione compatibile con i vincoli imposti oppure sospesi senza retribuzione.